Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda la rassegna stampa. No, bella la frase del regista Andrea, buongiorno. Dice, ok Sammy, ci siamo. Ma cioè, è un punto esclamativo o un punto interrogativo? Io ci metterei 2, 3, 4 punti interrogativi. Ok Sammy, ci siamo, punto di domanda? E io aggiungerei, ci siete voi ascoltatori? Ma poi sono le 7:28, dai, lascia stare, ma perché? Siamo al 2 gennaio 2025. Non è che si poteva cambiare. Cominciamo alle 7:31. Togliamo i gattini all'inizio. Niente, tutto come prima, perché la tradizione poi alla fine noi siamo un po' sovversivi, lo siamo un po' sovversivi, quindi anche questa cosa dei gatti miau miau miau, capisci che è una presa per il culo, lo posso dire, quest'ora i bambini dormono, è una presa per il culo vera e propria, così come questa rassegna stampa lo posso anche riconoscere, è una gigantesca presa per il Gentili ascoltatori, care ascoltatrici, buongiorno, buon risveglio e buon anno nuovo da Sammy Varin, buongiorno, mi fa piacere che siate con noi anche quest'anno, o magari per la prima volta quest'anno ci avete acceso perché il nuovo anno vi porta a soffrire di insonnia e dice, oh cavolo, ho lavato pochi piatti l'ultimo dell'anno, e personalmente qualcuno ne ho lavato, anche tanti, perché avevo il pigiama party in casa e i ragazzi hanno questo difetto, dolci, carini, non hanno fatto tanto casino, tanto erano giù in taverna, potevano anche far crollare la casa, non li sentiva nessuno, ma non lavano i piatti. Ecco, questa è ancora una cosa, i piatti non li lavano, che ha un suo perché, perché sai, ne rompi uno, ne rompi due, dopo uno dice vabbè lascia sta, faccio io, è vero, Comunque spero sia andato tutto bene nelle vostre case, chi l'ha fatto tranquillamente, chi l'ha fatto con un po' più di casino, chi giustamente lo ha fatto in piazza, il capodanno islamista, come titolano molti quotidiani quest'oggi, capodanno con Allah, e qualcuno ha voluto esagerare facendocelo proprio vedere questo Allah nella sua versione più brutale, ammazzando persone, ma ci arriviamo. Intanto auguriamo il buongiorno e buon anno a chi ci ascolta già attivo in automobile. Uella, oggi è prevista neve, non proprio, però da qualche parte potrebbe arrivare. Buongiorno a chi ha scelto Radio Libertà da casa sul canale 252 del televisore. In tutta Italia ci si ascolta ma anche ci si guarda. Ciao da Sammy Varin, buongiorno anche a chi ci segue sui social. Ricordiamolo, questa rassegna stampa va in onda anche sulla pagina Facebook della Lega Salvini Premier con milioni di iscritti, e allora non posso che ricordarvi che anche il sottoscritto Sammy Varin ha una tessera RIA con 2A del 1987, quindi un pochino recente. Ma buongiorno anche a chi ci segue dal Facebook di Radio Libertà e dalla pagina, dal canale YouTube di Radio Libertà. Funziona oggi? Sì, no, perché normalmente sai che gli basta che dici vaccini e ti bloccano. C'è l'applicazione di Radio Libertà, certo, la cosa più semplice e facile è scaricare l'app di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci porti dove vuoi, in qualunque momento, clicchi sull'icona e parte Radio Libertà. C'è il sito internet radiolibertà.net, che è anche un sito di controinformazione,
coordinato dal nostro Beppe Braga, e molte delle nostre trasmissioni finiscono lì. È interessante perché a volte, sai, c'è il pezzettino, ci sono i giornali secondo Sammy Varin, quindi quelle 2 o 3 pagine che secondo me sono interessanti finiscono anche sul sito di Radio Libertà. Insomma, se in questi giorni di vacanza avete un po' più di tempo, è un'idea andare a sbirciare questa particolare informazione che la nostra radio, e prima l'ho chiamata sovversiva, no, non ne sarei mai sovversivi noi, noi che propagandavamo la secessione, ma ti sembriamo i tipi? Ma assolutamente no, siamo tutti degli stinchi di santo, vero e proprio, Sammy Varin che scherza. Possiamo partire? Sì, dai, partiamo e facciamo la versione famolo strano oggi della rassegna stampa, che già normalmente è così, ma oggi partiamo in modo particolare con le pagine dei quotidiani meno in vista quando passate in edicola, questa sconosciuta edicola. Io invito sempre, torniamo alle tradizioni, ogni tanto compriamolo un quotidiano, riascoltiamo il rumore della carta, l'odore della carta, che spero sia ancora tale perché io non lo sento da un po', io dico ma non lo faccio perché ormai abbiamo tutto elettronico, te schiscete il butone e salta fuori, ma è una roba, guarda, davvero. Proviamo ancora a acquistare ogni tanto un quotidiano, magari andiamo a cercare quest'oggi il quotidiano Domani. Tu dici, ma perché cercarlo oggi se non stiamo lì, domani, quest'oggi la racconta giusta perché, guardate il titolo: sanità, migranti, clima e del mastro, Mattarella fa il controcanto a Meloni. Nel discorso di fine anno il presidente è attento a non attaccare direttamente le politiche del governo, ma sul caos degli ospedali, sulle condizioni delle carceri e sul senso della patria dà una lezione alle destre. Non so se avete sentito lo schiaffetto del capo dello Stato, ma uno schiaffetto c'è stato. Ti dico la verità, non se ne è accorto praticamente nessuno. Avevamo altro a cui pensare e anzi anch'io, mentre ascoltavo il Presidente della Repubblica alle 8:30 di sera e stavo lavando, spostando, eccetera, quindi l'ho ascoltato e non l'ho ascoltato. Ho visto poi con piacere che non sono stato l'unico, no, perché con piacere, Sammy, assolutamente, ma alla fine ha detto cose che pensiamo un po' tutti quanti, perché sul fronte sanità, e vi dirò tra poco sul Corriere, c'è veramente ancora da lavorare, nonostante il governo stia lavorando, certamente, ma quello che il governo sta portando avanti, lo dobbiamo ammettere, ancora non è stato effettivamente recepito. Scendiamo su altri quotidiani e ad esempio volevo farvi vedere dove lo trovo. Questo qua, il Quotidiano del Sud. Il Quotidiano del Sud non possiamo dire che non sia sincero. Guarda che cosa titola oggi il Quotidiano del Sud: Presidente, grazie di esistere. Potremmo metterci sottofondo la canzone di Ramazzotti, il discorso di fine anno del capo dello Stato: Presidente, grazie di esistere. Immagino che siate tutti d'accordo, anche voi ascoltatori. Non ho ricordato il numero di WhatsApp. Per i nuovi ascoltatori vi ricordo, c'è la possibilità di entrare in onda in qualunque momento inviando un messaggio al 340 6709 659, è un numero che si memorizza sul vostro cellulare e che tranquillamente potete usare in qualunque momento del giorno o della notte. 340 6709 659 per farci sapere cosa ne pensate di quello che va in onda su Radio Libertà, o semplicemente ci volete segnalare una notizia che secondo voi è importante. 340 6709 659. Naturalmente, visto che sto facendo rassegna stampa, potete commentare proprio in tempo reale ciò che vi leggo, se siete d'accordo oppure no. È la seconda volta che ringraziamo apertamente Sergio Mattarella per il suo magistero laico. Il presidente al suo 10° discorso di fine anno sembra lasciare il ruolo dell'arbitro per assumere quello del maestro maiuscolo, che parla con severità, lucidità
e tanta pazienza a una classe, tra virgolette, di discepoli per lo più indisciplinati, confusi, divisi, irosi e cinici. Il paese ha bisogno anche di questo. Ditemi se siete un po' d'accordo su questa cosa. Un po' meno, Presidente, grazie di esistere. Esiste perché lo abbiamo rieletto e non c'era nessun altro. È questo che non viene mai detto. Non c'era nessun'altra scelta e abbiamo dovuto rieleggerlo per forza. Però, c'è l'editoriale di Gianni Festa, Mattarella raddrizzatore di rotte, Oddio, finora non so cosa abbia raddrizzato, però aspettiamo. Diciamo che è bello esserci e dire le cose, poi tra il dire e il fare lo vediamo, insomma, ci sono parecchi problemini e soprattutto c'è un'opposizione che continua a dire no, no, no su qualunque cosa che faccia il governo, la maggioranza non va bene. Il Mezzogiorno ha nelle sue mani le chiavi per il rilancio del paese, ma serve subito una nuova consapevolezza. Questo un altro articolo di Pietro Busetta sul Quotidiano del Sud. Sono partito da questo proprio perché anche questo articolo, questo titolo, ha nelle sue mani il rilancio, il Mezzogiorno, e questo rilancio per noi del Nord si chiama autonomia. Loro come la chiamano? Punto di domanda. Vi dico subito che non la chiamano autonomia. Ecco, e probabilmente il rilancio per loro è la pioggia di soldi? Punto di domanda. Chiaramente ci metto 3 punti interrogativi. Ci mancherebbe altro. Sammy Varin, razzista, sì, ma in senso buono? No, no, no. Siamo uniti, ma all'interno delle differenze, delle responsabilità, e quindi chi paga deve andarsene. Peccato che l'autonomia e tutto questo la portava davvero avanti e invece la sinistra ci vuole portare a litigare nord e sud proprio a causa dell'autonomia. Pensa un po' che roba. Beh, torniamo seri e andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera, anche se poi magari qualche incursione nei giornali meno conosciuti la facciamo. E infatti qua troviamo più o meno la scossa di Mattarella, la chiama il Corriere. Sanità, clima, carceri, scossa di Mattarella. Patriota, che già è un termine che, scusate, ma non sono mai riuscito a digerirla sta roba del patriota, ma sono bacato. Ho bisogno dello psicologo del PD che da quest'anno poi entra anche a scuola, quindi andrò a cercarlo nelle scuole dei miei figli. Patriota, chi si impegna e aiuta gli altri. Questa è la nuova declinazione del termine patriota per il Presidente della Repubblica, che è un po' una frecciatina alla Meloni, ma anche a Salvini, perché comunque spesso e volentieri nominiamo questo termine patrioti, addirittura noi ci abbiamo fatto un gruppo in Europa che si chiama proprio Patrioti, e il Mattarella dice che è patriota chi si impegna e aiuta gli altri. Quindi il rispetto, la speranza, l'urgenza della pace, il diritto di ciascuno a potersi curare, il dovere di prendersi cura del clima. Chiaramente noi qui cerchiamo sempre di sdrammatizzare, di scherzicchiare con la rassegna stampa, ma ditemi se non sono effettivamente le argomentazioni più importanti, il faro della Costituzione e il messaggio ai politici su cosa sia patria. E ancora la preoccupazione per Cecilia Sala, la troppa violenza tra i giovani, un plauso bipartisan per il discorso di Mattarella. In centropagina chiaramente la risposta a tutte le buone intenzioni è arrivata anche qui da noi, dall'Italia, perché abbiamo avuto assolutamente un capodanno islamizzato all'80%, ma la risposta più potente è arrivata dagli Stati Uniti. Strage negli USA, l'ombra dell'ISIS. Titola prudentemente il Corriere, più che l'ombra, insomma, c'aveva la bomba, le bandiere in macchina, insomma, diciamo che se non è chiaro che era un esponente dell'ISIS, trovati ordigni artigianali e una bandiera dello Stato Islamico. L'FBI indaga per terrorismo, Trump attacca sui migranti, New Orleans, auto contro la folla. Almeno 15 morti, 30 feriti. L'attentatore ucciso dalla polizia.
L'auto lanciata a tutta velocità contro la folla che stava festeggiando il Capodanno a Bourbon Street nel quartiere francese di New Orleans. Poi, dopo aver straziato le vittime prima di essere a sua volta ucciso, è sceso dal pick-up impugnando un fucile d'assalto, ha iniziato a sparare finendo la strage. 15 morti, decine e decine feriti, anche 2 poliziotti, sull'auto la bandiera del califfato. Quindi a pochissimi giorni dall'altra strage di Natale in Germania ne vediamo un'altra e quindi sono ritornati belli attivi. Lo stop alle forniture, Mosca e la UE alla seconda guerra del gas, titola di spalla il quotidiano Il Corriere. Per mezzo secolo l'Ucraina ha assicurato il passaggio del gas siberiano verso i territori che oggi formano l'Unione Europea. Da ieri non più. Ed è guerra su alcuni quotidiani a dire se questa cosa l'ha decisa la Russia o l'ha decisa l'Ucraina. La verità è che è l'Ucraina che ha deciso di fermare il gas dalla Russia pensando di dargli un danno importante. Sono miliardi comunque che verranno a mancare alla Russia. Abbiamo visto anche noi con le sanzioni, i vari pacchettini che ogni 6 mesi prepariamo, nuove sanzioni per la Russia, non gliene può fregare di meno. Quindi ringraziamo Zelensky che chiaramente ci mette in una condizione, tranquilli, il gas non mancherà mai, gas per tutti, gas a go go, faremo altri giri, passa di qui, gira di là, la nave che è qui, il GNPL di là, degassifichiamo, costerà di più, l'abbiamo capito, costerà di più scaldarci, farci da mangiare e naturalmente anche l'energia elettrica perché dipendiamo anche dal gas e soprattutto da quello, se non dal carbone, ogni tanto su qualche giornalone c'è la battutina di qualche esperto che dice con queste energie non andiamo da nessuna parte. Non lo si può dire chiaramente perché altrimenti ci sono i ben pensanti di sinistra che si stracciano le vesti, ma forse dobbiamo cominciare a pensare anche al nucleare. Tan, da, da, da. Fammi vedere il Fatto Quotidiano. Vai sul Fatto Quotidiano. Eccolo qua, signore e signori. Ne ha parlato anche il presidente. Italia e Iran, l'ipotesi di uno scambio sui permessi per i 2 arrestati. Signori, facciamo questi scambi pericolosi perché qualcuno si potrebbe arrabbiare. Si tratta sui domiciliari per Sala e Abedini, delitto di cronaca, 550 cronisti arrestati e 54 uccisi, sul podio Cina, Myanmar, Israele. E ancora non svela le password dei suoi cellulari, Londra, il giornalista tutela le sue fonti, rischia il carcere per terrorismo Hamas. E infine un patriottismo diverso da Meloni and Company, Mattarella, troppe spese militari, però dà ogni colpa a Putin e non cita Israele. Questa è l'interessante prima pagina del Fatto Quotidiano, che poi naturalmente ci sono qui anche altri richiametti che possono far discutere e arrabbiare. Certo, non vi dico andate a comprare il Fatto Quotidiano, però, se volete passare un 2 gennaio diverso, senza le solite notizie e senza le solite chiavi di notizie, potrebbe essere interessante. Per par condicio andiamo sul giornale e il giornale apre quest'oggi in centropagina con incubo ISIS negli USA, strage a New Orleans, 10 morti e 30 feriti. Ma subito sotto la mossa di Zelensky, stop al gas dalla Russia, ma l'Italia in sicurezza. I decenni di predominio di Mosca sui mercati energetici europei sono finiti con l'ultimo giorno del 2024. Dal 1 gennaio, infatti, le esportazioni di gas russo attraverso i gasdotti di epoca sovietica che attraversano l'Ucraina si sono fermate. Ribadisco e discoriba, si sono fermate perché Zelensky ha deciso di chiudere, di non rinnovare il contratto.
pensando di fare un dispetto incredibile alla Russia, che se ne frega altamente. I problemi li avrà l'Europa e soprattutto alcuni paesi intorno a dove passava questo gas. L'ex sindaco Alemanno finisce in cella, una misura spropositata. E naturalmente sul giornale anche lavoro, sicurezza, patriottismo, la lezione di Mattarella, la Premier ringrazia. Ringrazia fino a un certo punto, certamente per alcuni quotidiani non è stata proprio contentissima. Tra i richiami in prima pagina, agroalimentare, export 2024 da record, il nostro PIL cresce a tavola, ma anche mercati scettici. Ecco perché la bolla green è destinata ad esplodere. L'editoriale di Alessandro Sallusti si intitola "L'Iran si prenda tutti i suoi tifosi". Il governo ha chiesto il rilascio immediato e senza condizioni di Cecilia Sala. Abbiamo fatto proprio la nota ufficiale, ragazzi miei. La collega arrestata in Iran per fantomatiche violazioni della legge coranica, in realtà per essere usata come merce di scambio per la liberazione di un trafficante di morte iraniano, attualmente detenuto in Italia su mandato di cattura americano. La richiesta italiana fa parte delle formali schermaglie procedurali in attesa che la vera e indicibile trattativa certamente in corso porti da qualche parte. Su questo c'è cauto ottimismo. Il servizio segreto italiano che si occupa delle questioni estere è famoso per le sue capacità di entrature anche in ambienti ufficialmente ostili, e di questo ne abbiamo avuto prova più di una volta anche nel recente passato. L'Iran certo fa paura, ma non per la sua forza, bensì per la sua debolezza. Se uno Stato sovrano con quasi 90 milioni di cittadini arriva a sequestrare una giovane giornalista occidentale per ottenere ciò che non riesce a ottenere alla luce del sole né con la diplomazia né con la politica, significa che quello Stato è davvero alla frutta, anche se non gli mancano misteriose complicità. Per esempio, poco più di un anno fa, un delegato iraniano ha assunto la presidenza del Forum Sociale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, e non sto raccontando una barzelletta. Sì, il paese che ha il record di oppressioni, torture, esecuzioni, è ufficialmente il controllore del rispetto del diritto internazionale nel mondo intero. E allora si potrebbe chiedere a questo signore, e quindi in generale all'ONU che l'ha messa in quel posto, che cosa pensi del caso di Cecilia Sala e che cosa eventualmente intenda fare per risolverlo più velocemente possibile. Si potrebbe poi chiedere ai giovani studenti che manifestano contro Israele sventolando la bandiera palestinese e quella iraniana se intendono spendere qualche parola a favore della coetanea Cecilia e contro i suoi carcerieri. E lo stesso vale per i non pochi affermati opinionisti che sotto sotto non smettono di tifare per i nemici dell'Occidente, un club del male di cui l'Iran è socio onorario oltre che di maggioranza. Cecilia Sala tornerà presto a casa, ovvio, ma per accelerare potremmo proporre uno scambio. Ci ridiano Cecilia, in cambio gli diamo tutti i loro ammiratori di cui sopra. Questa la prima pagina del quotidiano Il Giornale. Ma c'è di meglio assolutamente, ragazzi. A proposito di prime pagine potenti, questa non posso non farvela vedere, guardate. Devo aggiungere qualcosa? Chi ci sta guardando in radiovisione, certo, chi non ci guarda ma ci sente, e sono lì che aspettano. Il Tempo di questa mattina titola "Capodanno con Allah". Un titolo potente, ma che spiega bene, insomma, i festeggiamenti dell'altro ieri, dove sono stati fatti, da chi sono stati fatti, come sono stati fatti, con molti sberleffi anche a go-go verso di noi occidentali, verso il nostro paese, verso le nostre forze dell'ordine. Ma si parte naturalmente da quello che è la punta dell'iceberg, ma la motivazione che tutti questi hanno, un odio verso l'Occidente, verso la nostra religione e anche verso determinati nostri comportamenti contrari alla loro religione. Torna il terrorismo islamico. New Orleans, pick up sulla folla, 10 morti, l'attentatore aveva la bandiera dell'ISIS, FBI, potrebbe essere stato un comando, Trump che dice
colpa dei migranti clandestini. Parallelamente, qui in Italia, paura a Rimini. Egiziano accoltella 4 persone, 2 sono romani, 1 è grave. Un carabiniere lo uccide e adesso viene pure indagato. E di fianco la faccia arrabbiata di Matteo Salvini. Chiaramente noi leghisti celoduristi lo pensiamo da molto tempo che Matteo Salvini sarebbe ora che arrivasse al Viminale, ma non si può dire niente assolutamente, no, non è vero, e pensi al ponte, gnignero, non vogliamo certo far litigare la coalizione che va così bene, ci mancherebbe. Giovane aggredito a Torino, picchiato da 7 stranieri per rubargli il telefonino. Questo è il Capodanno con Allah che si è celebrato in giro per il mondo e anche naturalmente qua da noi. Non possiamo far finta di niente, chi ha guardato la diretta TV, ma anche chi ha già letto questa notizia sui social. Il Tempo di Osho ci fa ridere perché scrive: Gualtieri, il vero Tony F è Angelo dei ricchi e poveri, e la vignetta con i 2 dei ricchi e poveri che si parlano è lei che dice: Tony F a questo gli spiccia casa, e che non sappiamo cosa voglia dire, ma vuol dire che sì, è un pivello in confronto a lui. Perché cos'è successo? La parolaccia in diretta durante il countdown, mancavano pochi secondi alla mezzanotte e insomma Angelo dei ricchi e poveri non gli funzionava il microfono, ovvero funzionava benissimo, ma lui non sentiva la sua voce. Sai che c'è la famosa spia, no? L'altoparlante lì vicino, e non si sentiva parlare e cantare, e allora ha detto qualche parolaccia alla regia dicendo: accendete sto cavolo di microfoni, teste di... E questo chiaramente è andato in onda in supervisione e poi ce ne sono state altre ancora di parolacce che però non si sa chi le abbia dette insomma ci può stare qualche parolaccia. Chiaramente siamo sulla televisione di Stato e magari bisognerebbe fare più attenzione, non lo so, però la polemicuzza certamente arriva anche per questo, anche se un po' più simpatica, ci mancherebbe altro. Pochi minuti alle 8, signori, continuate a commentare al 340 67 09 659, perché poi più avanti leggiamo anche i vostri WhatsApp. 340 67 09 659. Sto tergiversando, è vero, ma non so dove andare. Dove vado? Vado su Repubblica, dai, andiamo su Repubblica, eccolo qua, che vi piace tanto. Terrore a New Orleans, la strage negli USA. Nella notte di San Silvestro un pick-up lanciato sulla folla di Bourbon Street fa 15 morti, 35 feriti. Ucciso l'attentatore, un ex militare texano. Nell'auto e nelle strade vicine trovati ordigni esplosivi ed armi. Il killer con la bandiera dell'ISIS. In un video i complici con le bombe. Ti puoi immaginare in quanti stanno festeggiando in queste ore, magari anche il vostro pizzaiolo, sto Sammy Varin che ce l'ha coi pizzaioli, ragazzi. In taglio alto, nascita di una dittatura. Siamo naturalmente su Repubblica che ricorda che cosa avvenne il 3 gennaio 1925. Ci sono tutti e tutti attendono l'evento, la caduta del fascismo. E vabbè, se volete leggervelo, ragazzi miei, tranquillamente si può fare. Naturalmente la notizia più importante dopo quella del terrore a New Orleans è quella di Cecilia Sala in cella a Teheran, costretta a dormire per terra. Cecilia Sala ha bisogno del suo paese, l'Italia. La giornalista ha potuto telefonare ieri dopo giorni di silenzio alla sua famiglia per raccontare delle sue condizioni e chiedere un intervento. Bisogna fare molto in fretta, ha ripetuto più volte chi ha parlato con i suoi genitori che stanno gestendo in questi giorni difficilissimi nel massimo riservo, li ha trovati molto preoccupati. Ma c'è anche Roma, tra i richiami su Repubblica, obblighi violati, Alemanno arrestato a Capodanno.
chiaramente ci dispiace per Alemanno e anche qui la verità sta nel mezzo. Si doveva proprio fare, punto di domanda? Sì, 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 vado su Libero perché abbiamo parlato appunto di quello che è avvenuto su Repubblica e il 3 gennaio di tanti anni fa ne ha parlato e Libero gli fa da controparte titolando Cabaret Mussolini, riprendendo la prima pagina dell'altro giorno del quotidiano Libero che titolava È lui l'uomo dell'anno. Il cabaret Mussolini è aperto, scrive Mario Secchi. Le reazioni da crisi isterica alla nostra prima pagina di fine anno hanno anticipato il cartellone di eventi che vedremo nel 2025, 80 anni dalla liberazione. L'ossessione della sinistra per le destre che hanno vinto le elezioni, la farsa dell'allarme democratico contro l'onda lunga del mussolinismo meloniano, l'organizzazione della resistenza aperitivante al Grand Hotel Kisciana Capri, speciali televisivi sulla dittatura morbida di Giorgia, un pensoso forum europeo sulla tecnodestra e l'internazionale sovranista, un ciclo di lezioni sull'insidia autoritaria della motosega di Milei, il festival del fascismo degli antifascisti, la malattia che Leonardo Sciascia aveva diagnosticato con lucidità. Il più bell'esemplare di fascista in cui ci si possa oggi imbattere è quello del sedicente antifascista, unicamente dedito a dare del fascista a chi fascista non è. Questa è la prima pagina del quotidiano Libero, il cabaret Mussolini, signore e signori, ma soprattutto naturalmente coltelli, Corano e vaffa all'Italia. Poi ve lo faccio sentire qualche video che circola in rete. Il capodanno islamista. A Rimini un egiziano accoltella 4 persone, ucciso da un carabiniere. A Milano scontri con la polizia e insulti al nostro paese. Feriti anche a Bologna. Auto sulla folla a New Orleans, almeno 10 morti. Il killer aveva la bandiera dell'ISIS. Naturalmente gli articoli all'interno con la sfida delle espulsioni, basta sopportare chi ci disprezza va mandato via, scrive Daniele Capezzone, e la gestione dei migranti, se un popolo non sa farsi rispettare non ha un futuro, scrive invece Antonio Socci, con i numeri del 2024 del Viminale, 12.000 manifestazioni e boom di agenti feriti. Questo ed altro sul quotidiano Libero di quest'oggi, che tra poco avremo l'opportunità di sfogliare insieme, ma tra poco avremo anche l'opportunità di sfogliare insieme i vostri WhatsApp. Datemi da fare, commentate al 340 6709 659 e adesso c'è la pausa delle ore 8. Ogni giorno un pezzo indipendente nella trasmissione di Sammy Varin e oggi vogliamo ricordare, eh sì, un grandissimo che proprio 2 anni fa, proprio in questi giorni, a 90 anni, ci lasciava, un grande musicista e storico leghista di Ceriano Laghetto in Brianza. Oggi ricordiamo Arnaldo Ciato.
Grandissimo, non è Kate Emerson con la sua Honky Tonky Trail Blues, ma poco ci manca è Arnaldo Chato, quando militava nei Chato and Chatos con Jimmy of the Plain of Georgia, artista a tutto tondo, dal country al jazz alla musica religiosa, al teatro con i Legnanesi, all'Osteria Padana del Jazz sui nostri canali. Ci lasciava 2 anni fa, proprio in questi giorni, a 90 anni, lo storico leghista di Ceriano Laghetto, Arnaldo Chato. 5 minuti dopo le 8 del mattino, buongiorno e buon anno da Sammy Varin, buongiorno a chi si sta stiracchiando da casa, ascoltandoci e guardandoci sul canale 252 del televisore. Se Babbo Natale va portato un nuovo TV, ricordate che se le collegate a internet queste nuove televisioni si vedono canali nuovi, nuovissimi. Nel nostro caso sul 252, oltre ad ascoltare Radio Libertà, pling, vi parte anche il canale video e quindi sì, vedete il faccione di Sammy Varinone, ma anche le prime pagine dei quotidiani, perché questa, non so se lo sapete, è una rassegna stampa. E allora vi faccio un po' ridere, perché per il PD anche i trenini, facce vedere, anche i trenini di Capodanno sono arrivati in ritardo e guarda la vignetta con le più belle frasi di Osho, fanno il trenino a Capodanno e si chiedono: ma com'è che se siamo fermati? Dice che c'è un chiodo piantato su un cavo. Questi pitini ci rompono le balle anche a Capodanno, colpa di Salvini, chiaramente si sono fermati anche i trenini di Capodanno. No, invece tra le segnalazioni c'è quella, come vi dicevo, del Capodanno islamista che comincia un po' a preoccuparci. Anche quest'anno, pure l'anno scorso, si sono ascoltate e viste scene particolari, soprattutto qui a Milano, dove non si è avuto il coraggio di organizzare un concertone come da tutte le altre parti, ufficialmente perché non c'erano soldi, poi l'abbiamo capito, una FIFA boia di quello che poteva accadere. E così il Capodanno è stato con Allah, islamista, perché sono loro, i figli del barcone, che ormai comandano nelle nostre piazze, sul cursore. E vediamo cosa dicono i nostri amici di Allah, vediamo se ce lo fanno vedere. Ecco, se si tira su, vediamo se si ascolta, eccolo qua. Cioè, sono tutti figli di immigrati, tutti figli di immigrati, seconda generazione, chiaramente italianissimi, che urlano e che gridano frasi contro gli italiani e contro la polizia. Sappiatelo, perché poi qualcuno dice: ma no, siete voi che siete razzisti, eccetera. E giustamente c'è Silvia Sardone che ha qualcosa da dire, ascoltiamola. Egiziane ha accoltellato 5 passanti a Rimini, colpendo a caso. Poi si è avventato contro i carabinieri brandendo la lama da cucina lunga 22 centimetri. Non fermandosi, i militari lo hanno dovuto colpire, uccidendolo. L'aggressore aveva in tasca il Corano e la corona di preghiera musulmana. Il carabiniere che ha colpito l'egiziano è stato indagato per eccesso di difesa. Speriamo che questa inchiesta sia archiviata il prima possibile. Inoltre non vorremmo assistere alle solite penose polemiche della sinistra contro le forze dell'ordine. Accuseranno il carabiniere di essere un killer, di aver colpito in maniera avventata il povero immigrato, magari? Di certo questo episodio è molto preoccupante e svela una volta in più i rischi dell'immigrazione. Io sono con orgoglio dalla parte delle forze dell'ordine. Il carabiniere è giustamente intervenuto e ha dovuto colpire l'aggressore, evitando che potesse attaccare altri poveri innocenti per strada. È quello che chiediamo a uomini e donne in divisa: tutelare la nostra sicurezza. Onore al carabiniere, dunque, ha fatto benissimo. E certo, sarà la prossima polemica, il carabiniere che a Rimini ha sparato contro l'egiziano che accoltellava persone a caso e è stato indagato questo carabiniere. Chiaramente ora ci saranno quelli che diranno perché ha esagerato questa cosa. No, un fatto dovuto sicuramente, però, che ne pensate? Cosa sta accadendo? Stiamo diventando troppo gentili qui in Italia? 340
659. Non è che ci vorrebbe forse un Matteo Salvini, ministro dell'interno? Lo dice Sammy Varin, ci mancherebbe altro, eh. Fatemi sentire un po' di audio, dai. Grazie a tutti gli amici che ci stanno scrivendo. 340 6709 659. Sentiamo che dice questo. Ciao Sammy, sono Walter. Buongiorno. Primo, buon anno. La seconda Buon cosa anno. è insopportabile che chi è nella politica da 60 anni, vedi Mattarella, nessun rispetto per la persona, rispetto per la carica, viene a dirci cosa bisogna fare. Ma sono 60 anni che siete in politica, rompete le scatole a noi perché le cose non vengono fatte come devono. Ma è una vergogna totale. Cioè, chi è in politica a 60 anni e è arrivato a questi risultati dovrebbe prendere, andare a zappare la terra, punto. Ciao Sammy. Grazie caro. Sì, però poi dobbiamo trovarci un altro presidente, o facciamo questo premierato, ma facciamolo subito, insieme magari all'autonomia, perché no? WhatsApp, buongiorno, ho comprato Libero ieri, ottimo, ricordiamo mia nonna Maddalena Arioli che è morta sotto i bombardamenti a Milano. Ma come mai in Calabria non hanno mai bombardato i fichi d'India? Non c'era niente da bombardare in Calabria, che vita da pazzi. C'è anche un audio, sentiamo, no? Perché poi questi sono i fumi dell'alcol del primo dell'anno che vanno ancora smaltiti. Sentiamo. Allora te Dimmi. non ci credo che Sì. c'è il Sammy. Sammy, Sammy, Samuele. ci sono, certo. Bene, volevo dire che per me Mattarella è un uomo senza labbra. Senza labbra. È il presidente più brutto del mondo, ce l'abbiamo noi. Tu, insomma, è insignificante, non ho capito ancora a cosa serve al mio paese. Che gli ho dato un anno di esercito 83-84. Io sono stato contento. E moriva Enrico Berlinguer e io ero di guardia col fucile carico. Ma vorrei sapere cosa serve. Uomo senza labbra è significante, solo noi potevamo tenercelo. Ossequi al nostro presidente, ci mancherebbe altro, però io ho fatto il militare, sesto 88, ero sui carri armati a Lecce, poi a Trieste, in mezzo alla Bora, sono stato ben felice e devo dire non vedo l'ora che venga ripristinato il servizio militare. Problema e mancano i soldi, certamente. Grande Arnaldo Ciato, è vero, il nostro Mielex Lux Lewis del jazz italiano. Va riscoperto questo artista che conduceva sulle nostre frequenze una trasmissione storica che purtroppo non riusciamo a mandare in onda, anche perché era dei tempi quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, capisci? E quindi andrebbe rimontata completamente, e ben sapete, cari ascoltatori, che qui il nostro staff fa già miracoli, ma non sempre la bacchetta magica funziona a dovere. Cara Meloni, sei sempre sintonizzata sui tuoi 360 gradi, cioè angolo giro per il tuo amico Zelensky. Le bollette, se non ti dispiace, me le pagheresti tu? Grazie, sei molto gentile. Te le farò avere, chiaramente. Si scherza, ci mancherebbe altro, però è certo che il governo non ha detto neanche mezza parola su questo aumento annunciato delle bollette del gas e anche dell'elettricità. Buongiorno Sammy, attenzione, questo da parte mia sarà l'ultimo messaggio, perché in fondo avere una radio che diffonde gli sfoghi degli ascoltatori non muove una foglia nel concreto della vita quotidiana. Sono vedovo e vivo da solo, rendi conto tutte le mie spese, e se dal 2019, anno della mia pensione, al 2023 restavo nell'ambito di circa 13.500 e 14.500 di spesa, invece nel 2024 c'è stato un salto di 1.000 euro, 15.500. Penso alle mie figlie con 3 bambini piccoli, governi ladri e mafiosi. Comunque ti ascolterò sempre. Grazie, Mauro Diseo. Mauro, no, non ti devi assolutamente arrendere. Io potrei dire la stessa cosa, non sono arrivato alla pensione, ma mi sono accorto quanto costi sempre di più vivere. Tu pensa che ho 2 figli, 13, quasi 14 anni tra pochissimo, il 7 di febbraio compiono 14 anni, puoi immaginare le spese che non abbiamo con il nostro stipendio, il mio stipendio, che è quello base di un giornalista e a volte arriva
a volte no, con quello di mia moglie che anche lei a volte lavora, a volte si deve fermare e come si fa a tirare avanti? Si deve tirare avanti ugualmente, stringendo i denti, sperando sempre in una buona politica, e la buona politica la facciamo soltanto se rompiamo le balle, gentilmente certamente, ma con sprint. E spero che sia quello che si faccia anche sulle frequenze di Radio Libertà, anche perché qui abbiamo un collegamento quotidiano, e adesso dopo le feste si ricomincia, con la Camera, col Senato, con l'Europarlamento. E insomma, se non vi fate voi ascoltatori di destra e di sinistra, e non parlo solo agli amici celoduristi della Lega o del centrodestra, ma anche voi di sinistra o voi che non votate da tanti anni, se non ci facciamo sentire utilizzando quei pochi canali che ancora abbiamo, e Radio Libertà è uno di questi, perché leggiamo i vostri messaggi senza cancellarne nessuno, apriamo le telefonate alle 9 di questa mattina, io avrò i telefoni aperti allo 0292 947222 e chiunque, ribadisco chiunque chiami, entra in onda, e non vi chiediamo cosa avete da dire, semplicemente tiriamo sul cursore e diciamo pronto, capito? È un'occasione, secondo me, impossibile da ripetersi così facilmente, perché se girate gli altri canali, le radio più blasonate fanno tutto registrato, le telefonate sono registrate come piace a loro. E insomma, c'è modo e modo di fare radio. Pensiamo di avere un modo un po' diverso di farlo, e pensiamo di avere una voce in capitolo tra le radio di nicchia. È chiaro che ci vuole il vostro apporto. Se cominciamo a scrivere basta, non vi scrivo più, mi arrendo, no. Se ci arrendiamo, se vi arrendete voi, ci arrendiamo anche noi. WhatsApp al 340 6709 659. Questa si è svegliata bene. C'è bisogno, anzi ci sarà bisogno del lanciafiamme tra non molto, altro che ma non l'abbiamo ancora più capito che non è la Russia a essere distrutta, ma è l'Europa. Cosa tirano fuori tanto la corda con i pacchetti 1, 2, 3, 10? Ormai è così lisa la corda che da un momento all'altro si straccia, è vero. E le auto elettriche sono come i banchi a rotelle. Interessante anche questa meditazione. Tanto sono lì a capire se la Tesla, che è esplosa chissà dove, era un altro attentato oppure no, è esplosa la batteria. Con tutto il bene che vogliamo a quell'uomo, ma ci mancherebbe, facci avere una Tesla anche a noi, cosa potrebbe essere successo? Un attentato? Sì, un attentato. Colpirne uno per educarne 100. Punto esclamativo. Sto leggendo i vostri WhatsApp. E poi ancora c'è un audio, sentiamo l'audio sul cursore. Buongiorno Buona. Sammy, Buongiorno. qui sempre Salvatore dalla Germania. Ciao, Volevo dire buon a tutti anno. quelli che in Italia si lamentano per il codice della strada. Qui in Germania, se tu ti beccano con 2 birre e mezzo, non dico 3, 2 birre e mezzo, perché aumenta il tasso alcolico nel sangue, ti tolgono la patente e devi rifare tutto il corso, tutto di nuovo. Devi rifare la scuola guida se vuoi la patente. Dunque, se va bene così, per gli italiani facciamo così. Questa è una bella legge, no? Che c'è in Germania. O è colpa della Meloni o di Salvini? Buona giornata e buon anno. Certamente colpa di Salvini e colpa naturalmente di quelli che volevano bere, adesso devono stare più attenti, ragazzi, non è cambiato assolutamente niente. Chiaro che, visto che con le leggi di prima non c'era un grande successo, si andava in giro ubriachi e drogati, abbiamo aumentato un po' di più le pene, e quindi c'è la possibilità anche che la patente venga ritirata per poche settimane o anche per molto tempo. E questo forse potrebbe insegnare a qualcuno che non si va in giro ubriachi oppure drogati, ma ribadisco e disco riba, e l'ho ripetuto più volte anche Matteo Salvini, cercatelo sui social e poi ve lo mando in onda anche io, non sono cambiati i parametri, quindi quello che potevate bere prima è valido anche adesso, potete bere la stessa quantità di alcol, semplicemente se siete poi recidivi, insomma ve li state cercando.
cercando i guai. Buondì Sammy, qualcuno ha definito il presidente Mattarella la mummia sicula, definizione perfetta, assolutamente. Prendiamo le distanze da queste cose obbrobriose che non dovete permettervi di dire. E inviatemi ancora WhatsApp più gentili, buon anno, siamo al 2 gennaio, 340 6709 659, ripeto, per i nuovi ascoltatori, quelli che si stanno chiedendo ma chi cavolo è quello lì, che trasmissione mai questa? Buongiorno, questa è Radio Libertà, io sono Sammy Varin e questa è una rassegna stampa un po' più leggera certamente, soprattutto anche in queste ore del nuovo anno, poi certamente peggioreremo. Se volete commentare quello che vi vado a leggere, inviate un WhatsApp al 340 67 09 659. Dove vado? Non so dove. La Verità, signori. Prima pagina del quotidiano La Verità, poi ci attendi quella cosa lì. Entriamo nel particolare. Allora, in taglio alto, indagine shock dietro l'arresto di Alemanno. Intercettato in un'inchiesta per riciclaggio. Violava le regole dei servizi sociali. Capodanno a Rebibbia, scrive il quotidiano La Verità. L'eterna lotta tra politica e magistratura ha un nuovo capitolo con un titolo che ricorda i cinepanettoni. Ma qui c'è poco da ridere, visto che un ex ministro ed ex sindaco della capitale, Gianni Alemanno, all'età di 66 anni, è finito a poche ore dal cenone di San Silvestro in galera per la sospensione della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali che gli era stata concessa nel novembre 2023 dopo la condanna definitiva a 22 mesi per traffico di influenze nel processo sul cosiddetto mondo di mezzo, ma soprattutto emerge tra le righe del provvedimento emesso dal giudice di sorveglianza Finiti la notizia di nuove contestazioni a carico di Alemanno per emissioni e utilizzo di fatture false e per riciclaggio, accuse collegate all'inchiesta su una fornitura di tute protettive anti-Covid che nel 2022 ha portato all'arresto dei fratelli Piccolo, Massimiliano e Samuele durante i primi anni del mandato di Alemanno in Campidoglio, e poi si racconta tutta quanta la vicenda. Titolo principale però sulla Verità è tutte le facce di bronzo del Green, l'esercito dei pentiti senza vergogna su auto elettrica EC, partiti, parlamentari, editorialisti, sindacalisti che da anni ci spiegano l'irreversibilità e la bontà della transizione ecologica. Negli ultimi mesi, assaliti dalla realtà, hanno cominciato la loro conversione, sempre ovviamente senza ammettere alcun errore. Sempre sul quotidiano La Verità, in centro pagina, ecco il capodanno al fronte. Zelensky cade un altro tabù, Trump speranza di pace, il virgolettato, è così ha detto Zelensky. E intanto silenziosamente ha chiuso il rubinetto del gas all'Europa. Corano e psicofarmaci, egiziano tenta la strage. Rimini, rifugiato accoltella 4 persone, un carabiniere aggredito lo uccide, indagato. Milano, festeggiamenti islamici in Duomo. Ma naturalmente anche il massacro in America, il marchio dell'ISIS, piomba in auto sulla folla, poi spara. New Orleans nel terrore, 10 vittime. Questa è la prima pagina del quotidiano La Verità, che lasciamo per tuffarci, ma solo per poco tempo, assolutamente non pensate che io, sul Corriere della Sera, andiamo a fare un girettino all'interno, naturalmente tante pagine dedicate all'auto piondata sulla folla, terrore a New Orleans, 15 morti, ma andando avanti anche il racconto, il pick-up a noleggio, l'azione tagliaerba, ecco come ha pianificato il massacro. L'attentatore ha adottato una tattica comune, ma aveva con sé anche ordigni rudimentali, il colpo in una data simbolica per dare un messaggio. E naturalmente l'Europa rafforza la sicurezza, minaccia globale, la collaborazione sia a tutti i livelli. Poi si racconta che cos'è l'ISIS, dal Baghdadi fino alla Louisiana, gli attacchi all'ombra del califfato non sono mai finiti, ma naturalmente poi anche il gas russo, chiusa la via ucraina e Picchetto che rassicura
scorte adeguate. Gli scenari, la fermezza di Zelensky contro i finanziamenti a Putin, prezzi su, ma il metano c'è. Insomma, tutti ci dicono che non abbiamo assolutamente da preoccuparci e ci mancherebbe altro, semplicemente dovremmo pagare di più, e certo. Il Presidente della Repubblica, la sua chiacchierata dell'altra sera, il rispetto, la speranza, l'urgenza della pace, le parole di Mattarella, tutti chiamati ad agire nell'agenda del Presidente, la scelta dei temi concreti e la sua idea di patriota. Nel retroscena però di Guerzoni, Meloni apprezza, tra virgolette, ma le ombre descritte su sanità e detenuti non fanno piacere. A proposito di sanità, io vi porto a pagina 13 del quotidiano Il Corriere, perché insomma, se c'è una cosa che dobbiamo riconoscere è che queste liste d'attesa ancora sono lunghe e pericolose naturalmente per la nostra salute, perché a volte dobbiamo veramente evitare di fare importanti esami o farli a pagamento. Liste d'attesa e cure, la sanità in crisi, scrive Il Corriere, dalle prenotazioni ai LEA, perché la riforma del governo non decolla, le disparità tra regioni, l'appello di Mattarella. Scrive Margherita De Bach, alzi la mano il governo che non abbia dovuto vedersela col taglio delle liste di attesa, spine nel cuore di ogni sistema universalistico. Quello guidato da Giorgia Meloni ha risposto all'emergenza con la riforma del 7 giugno 2024. Quando un mese e mezzo dopo il decreto è stato convertito in legge, il ministro della Salute Schillaci ha suonato le campane. Per la prima volta la nazione ha un progetto strutturale con misure concrete. Peccato che, come ha riferito lo scorso novembre lo stesso ministro rispondendo a un'interrogazione parlamentare, i decreti attuativi non abbiano ancora visto la luce. Intoppi frequenti in un'Italia posseduta dalla burocrazia e dal ping pong tra organismi tecnico-amministrativi. Adesso però, assicura lui, siamo addirittura d'arrivo. L'intervista, 1 miliardo per ridurre i tempi e a febbraio via la piattaforma per il monitoraggio nazionale. Adriana Logroscino intervista il sottosegretario Gemmato, non è vero che favoriamo i privati. Il monito del Presidente della Repubblica è uno stimolo a fare meglio e in fretta. Lo accogliamo senza nasconderci, ma è un problema risalente nel tempo, così segnala il quotidiano Il Corriere, un argomento che è sentito naturalmente da tutti noi e anche chiaramente da noi che facciamo il tifo per il governo Meloni e per il centrodestra. Andiamo a pagina 16, gli incontri vietati e le infrazioni, così Alemanno è finito in carcere, ma soprattutto a proposito di immigrati, il vice premier Salvini ritorna sull'obiettivo Viminale, chissà un domani, dal bilancio dell'anno trascorso al possibile ritorno al Viminale fino ai primi giudizi sul nuovo codice della strada, Matteo Salvini inizia il 2025 con una lunga diretta social. Si è chiuso un 2024 complicato, ma alla fine è bello, ha detto il vice premier e ministro, sottolineando il ruolo del Carroccio nell'esecutivo. La Lega è orgogliosamente protagonista e lo rimarrà nei prossimi 3 anni. Il Viminale? Chissà se un domani non ci si ritorni a occupare anche di sicurezza in questo paese, ha detto Salvini riguardo la sua ambizione di tornare al Ministero dell'Interno. Il leader leghista ha parlato anche dei test antidroga per i parlamentari. Importante questo, me lo avete chiesto in parecchi. Perché non facciamo fare il test antidroga? Cosa ha risposto Salvini? Li farei anche domani mattina. E sul nuovo codice della strada varato a dicembre, bene, mi spiace per le prime patenti ritirate per chi usava il cellulare al volante. Chiaramente si parla sempre di bere vino, ma anche questa cosa del cellulare in mano che provoca tanti incidenti e basta, e non lo dovete più prendere in mano sto cellulare. Ma la foto bella è quella del generale Vannacci, eurodeputato della Lega indipendente Roberto Vannacci al tradizionale tuffo ieri mattina sulla spiaggia di Viareggio per festeggiare il tuffo d'inizio anno.
Vannacci, il tuffo e poi la reazione. Le regole vanno per tutti e il generale nel 2025 dice faremo il botto. E sta già parlando, insomma, dicendo qual è l'Italia che lui vorrebbe, eccetera. Qualche frasettina che lascia intravedere un suo possibile desiderio di fare qualcosa di più nel nostro paese? Punto di domanda. Sì, sto per andare, però volevo arrivare ai ricchi e poveri, passando dalla cronaca, il panico in strada, coltella 5 persone, ucciso a colpi di pistola dal maresciallo, l'egiziano di 23 anni, aveva una faccia da pazzo, mi ha ferito e poi è tornato, ho avuto paura di morire, ma ancora... Girando le pagine, il Capodanno, 309 feriti, 90 minori, il bilancio più grave da 10 anni, e ricchi e poveri, l'insulto in diretta TV, le scuse di Angelo, teste di C puntini puntini, ha detto, 2 volte ai fonici durante il countdown di fine anno, e il cantante parole sconvenienti, e lo ha detto Marco Liorni, ma poi si è scusato pure lui, ma ormai è anche una frasettina entrata nel gergo comune. È una domanda che vi faccio. 340 6709 659. Ci fermiamo perché ci sono le previsioni del tempo, c'è Acerbis e poi c'è la canzone indipendente natalizia italiana di Miki del Cambio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Pressione ancora stabile sul nostro paese, dominato da un vasto campo di alta pressione. Nella prima parte della giornata sole prevalente sull'Italia, salvo sulle pianure del nord, sulla Liguria e sulle aree costiere centro-settentrionali, sia adriatiche sia tirreniche, dove potranno formarsi nubi basse, foschie o banchi di nebbia. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Andrea Garbinato. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche, cari amici, cari ascoltatori di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Allora, in questo periodo uno dei prodotti più richiesti che abbiamo è la nostra soluzione alla bava di lumaca, il nostro integratore alimentare Bronco Free. Bronco Free non è un prodotto industriale, non contiene il lattosio, il glutine, il saccarosio, gli OGM e i coloranti. Ma che cos'è Bronco Free? Bronco Free è un integratore alimentare che serve per calmare la tosse grassa, la tosse secca, fluidificare il catarro per facilitare l'espettorazione. La presenza del timo, della verbena, dell'altea, del papavero fanno di Bronco Free un prodotto straordinario. Ricordo, ve lo dico subito per evitare problemi, che non è un prodotto industriale, quindi non è che uno ce l'ha dando un calcio alla siepe, ok? Escono fuori già fatti. Nel Bronco Free la presenza importante della bava di lumaca, del mucopolisaccaride e tutti i suoi principi attivi, che ormai si sa da anni le proprietà straordinarie del mucopolisaccaride. I principi attivi servono per calmare la tosse, ma in modo particolare per fluidificare il catarro e facilitare l'espettorazione. Si prende prima di coricarsi o al bisogno. Lo possono prendere tutti. Ricordo, è un prodotto naturale, un successo che ormai noi abbiamo testimoniato da 18 anni. Però state attenti bene all'offerta, questo è il momento per ordinarlo. 3 flaconi di Bronco Free a casa vostra, il trasporto non lo pagate, dicendo io ascolto Radio Libertà, 59 euro. 59 euro. E se chiamate adesso lo 030 68 40 408 con i 3 flaconi di Bronco Free, un bellissimo e utilissimo regalo per voi. Quindi chiamate adesso subito 030 68 40 408 oppure visitate lecatie.it. Ciao! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Ciao, sono Miki del Cambio e mando un grande saluto agli ascoltatori di Radio Libertà. Il mio nuovo singolo, Natale, basta che non sei da sola, è una celebrazione della magia del Natale e delle connessioni che rendono speciali queste feste. L'ho scritto e prodotto con il cuore insieme a Monica Grosso per ricordarci che il Natale è più bello quando lo condividiamo. Vi auguro un Natale pieno di gioia e serenità. Grazie per il vostro supporto e buona musica! Ma che dolce questa canzone Natale, basta che non sei da sola. Miki del Cambio che ci ha mandato un saluto insieme a Monica Gruosso. Qui si canta anche il potere delle connessioni umane. E speriamo di ritornare a connetterci non soltanto su internet, ma anche fisicamente parlandoci, guardandoci negli occhi. Sia questo l'augurio di Sammy Varin per questo nuovo anno 2025.
buongiorno, sono le 8:38, siete connessi a proposito con Radio Libertà, il canale 252 in televisione, siamo nella banda DAB dell'autoradio in tutta Italia, cercateci sulla vostra macchina se ancora non avete sfruttato questa nuova banda DAB, è interessante che ci sono tante radio nuove che trasmettono tipi di musica che magari potrebbero piacervi. Noi parliamo moltissimo di politica e non soltanto, ma soprattutto facciamo parlare tutti voi. In questo momento io sto leggendo i messaggi che arrivano al 340 6709 659 a commento delle notizie di queste ultime ore, ma alle 9 apriremo anche le linee allo 029294 7222 per sentire dalla vostra viva voce. Intanto leggiamo la prima pagina del quotidiano nazionale. Il Resto del Carlino titola quest'oggi: il governo all'Iran, liberate Cecilia Sala, e quindi il messaggio ufficiale della Farnesina a Teheran. Ma in centropagina il terrore a Rimini, a sparare un carabiniere ora indagato, l'assalitore egiziano aveva il Corano in tasca. Tu dici, ma ce l'hanno tutti in tasca, i musulmani è normale che abbiano il Corano in tasca, ti immagini? 4 feriti, rifugiato perché dopo essere entrato clandestinamente gli avevamo dato anche il permesso di soggiorno, accoltella i passanti, ucciso. Di spalla, dalla città, Bologna, capodanno di sangue, paura in Montagnola, 2 ragazzi accoltellati. Ricordiamo la Montagnola in pieno centro città, a 2 passi dalla stazione, bellissima zona, si vede. Andiamo all'interno e vediamo giustamente tante pagine riservate al terrore di Capodanno, chi era l'assalitore, ma soprattutto il post di Matteo Salvini che sta facendo discutere in positivo. Onore al militare, ha scritto Matteo Salvini, e il web lo applaude. I social schierati col carabiniere. Lo Stato lo tuteli. Chiaramente un avviso di garanzia, un atto dovuto quando succedono queste cose, però abbiamo visto altri esempi, anche quello che è avvenuto qui a Milano in quel certo quartiere. Giriamo le pagine, il salasso in bolletta per gli italiani, spesa di 300 euro in più nel 2025, anche perché il gas russo per l'Europa, Kiev che chiude i rubinetti, meno male che qualcuno ha il coraggio di dirlo, l'Unione Europea che ricorda che ci sono 4 alternative, gnignero, ma certo il gas non mancherà mai, il problema semplicemente che costerà di più. Interessanti a pagina 11 le sfide dei partiti nel 2025. Fratelli d'Italia al bivio tra crescita e leadership. Meloni deve decidere se rafforzare il proprio partito col rischio di indebolire la coesione della coalizione. La fiducia verso Schlein è aumentata, ma il PD deve tenere unita l'opposizione se non vuole perdere consensi. E vediamo che qualche problemino con Conte effettivamente c'è. Dalla chiacchierata di Matteo Salvini che ha fatto ieri sui suoi social viene fuori questo argomento che secondo me diventerà interessante nei prossimi giorni. Tante altre volte si era provato, deciso, ma poi non si riusciva, e anche voi ascoltatori ce l'avete ricordato molte volte. La proposta è droga test in Parlamento. Che cosa ha risposto Matteo Salvini? Anche domani. Test antidroga in Parlamento? Li farei anche domani mattina. Mi piacerebbe che i presidenti di Camera e Senato potessero organizzare anche dei controlli sullo stato di salute e di lucidità di chi va in Parlamento e vota delle leggi che poi riguardano gli italiani. Come deve essere sereno e lucido un medico, un pilota d'aereo o un macchinista, anche i parlamentari dovrebbero essere lucidi quando vanno a discutere e votare delle leggi. Chiaramente anche una reazione al fatto che adesso bisogna fare molta più attenzione quando ci si siede al volante, e qualcuno incazzato dice perché non facciamo fare anche ai parlamentari il test antidroga? La risposta è anche domattina, dice Matteo Salvini. E gli altri secondo voi cosa direbbero? 340 66
3709 659, lo sapete, siamo in diretta, accogliamo i vostri messaggi, le vostre meditazioni, scrivete al 340 6709 659 e tra poco vi leggo tutto. Andiamo sul quotidiano Il Tempo, che ha una stupenda prima pagina intitolata Capodanno con Allah, veramente potente. Torna il terrorismo islamico, New Orleans, pick up sulla folla, 10 morti, l'attentatore aveva la bandiera dell'ISIS, FBI, potrebbe essere stato un comando, Trump, colpa dei migranti clandestini. L'editoriale di Tommaso Cerno dice il proverbio: terrore a Capodanno, puntini puntini. Come un avvertimento, un presagio ci avevano colpiti a Natale, nel mercatino simbolo della nostra festa ormai secolarizzata, ma come la macabra variante di un detto popolare: chi uccide a Capodanno uccide tutto l'anno. E questo perché, sebbene lontani all'apparenza, l'attentato di New Orleans, i suoi morti, le decine di feriti sotto i colpi di tale Samsud-Din Jabbar, immobiliarista ed ex militare di seconda generazione, trasformatosi in lupo solitario grazie alla ricarica di fanatismo della New Generation, e i 6 accoltellati di Rimini sotto i colpi di un egiziano sono facce della stessa guerra alla democrazia che la cultura islamista sta combattendo in Occidente. Forte delle nostre debolezze, ha trasformato la parola integrazione in un sinonimo di soggezione e risponde con la violenza al modello liberale che per natura e Costituzione afferma di ripudiarla. Il 2025 sarà dunque l'anno della grande scelta: pronunciare un forte no alla proliferazione di comunità islamiche che si comportano come cellule avulse dal sistema Stato, e lo affermano pure, considerando le nostre leggi assoggettate a Maometto e alla Sharia. E non venitemi a parlare di Islam moderato, perché è stato il primo ad assoggettarsi ai fanatici di Allah. Così Tommaso Cerno quest'oggi sul quotidiano Il Tempo, il titolo più potente certamente della giornata, e anche all'interno leggete Capodanno con Allah, e quindi l'ex militare con la bandiera dell'ISIS piombato sulla folla in America, e a Las Vegas esplode una Tesla fuori dal Trump Hotel. Un morto e 7 feriti. Oddio, è esplosa fuori dal Trump Hotel, ma era anche una Tesla. Qualche dubbio ci viene se sia o no terrorismo, oppure il terrorista ha noleggiato la Tesla perché sapeva che aveva qualche problema. Non è vero, non è vero. Noi amiamo Trump, amiamo il suo amico, amiamo le Tesla, se poi ce le fanno avere gratis è meglio. Follia del clandestino, a pagina 4 e 5 del quotidiano Il Tempo. Egiziano accoltella 4 persone, 2 romani, indagato il carabiniere, ha sparato per fermarlo. Ma poi le reazioni. Onore al carabiniere, Salvini e la maggioranza difendono chi ha sparato. La cosa vergognosa è che qui parla soltanto il centrodestra. Il sindaco di Verrucchio ringrazia il comandante Masini: per il sindacato non c'è stato alcun abuso e violenza. Sai, sono le zone dove anche se metti i festoni con scritto Happy Christmas ti fanno un culo così, ricordiamolo. Il flusso non si ferma, continuano gli sbarchi di migranti, 278 a Lampedusa, 33 a Porto Empedocle, e ricordiamo che ci sono anche morti. L'intervista a Frozan Nawabi, parla l'avvocato per i diritti umani ed ex diplomatica afghana. L'obiettivo dei talebani è limitare il ruolo delle donne nella società. Lasciamo il quotidiano Il Tempo, che comunque ci ha regalato belle emozioni, soprattutto questa cosa del droga test. Secondo me andrebbe ripresa anche da altri quotidiani,
quotidiani e magari anche fatta commentare da altri quotidiani più ben pensanti sul fronte droga, e ci mancherebbe altro. Ci hanno fatto il culo con Vasco Rossi dicendo ecco Salvini cosa vuol fare adesso, anche chi si droga una settimana prima. Ma se ti droghi una settimana prima comunque non ti devi drogare, ti metti al volante, risulti positivo. Adesso sta cosa si è afflosciata perché forse i medici un po' più esperti hanno detto ma ci mancherebbe altro, se così basso il rapporto di THC nel corpo non ti fanno assolutamente niente. Però se fate i bravi vi porto sul quotidiano Repubblica. E certo, Repubblica ci fa capire, a parte chiaramente la prima pagina, il terrore a New Orleans, andiamo avanti, il furgone sulla folla, l'ombra dell'ISIS, giriamo ancora, la città ferita danza ancora con la morte, l'esplosione della Tesla, un morto davanti al Trump Hotel, ipotesi terrorismo, ma soprattutto a pagina 6 mi ha fatto un po' ridere il titolo di Repubblica: Putin blocca il metano che attraversa l'Ucraina, e Zelensky che dice basta ricatti. Cioè è Putin che ha bloccato il gas? E vi leggo qualche riga dell'articolo di Paolo Brera, perché poi ha deciso che forse non era così, alla capita. Il gas russo non attraversa più l'Ucraina per raggiungere i pochi paesi europei, tra cui l'Italia, che ancora lo acquistano in percentuali ridotte ma significative. L'accordo del 2009 tra la russa Gazprom e l'Ucraina Naftogaz, già prorogato in extremis nel 2019 dopo un lungo braccio di ferro, è scaduto il 30 dicembre. Il rubinetto è stato chiuso ieri alle 8 ora di Mosca. A causa del rifiuto ripetuto e formale da parte ucraina di rinnovare l'accordo, non abbiamo più possibilità legale e tecnica di proseguire la fornitura, comunica il colosso energetico russo. L'Ucraina rinuncia così a $1 miliardo l'anno in accise sul transito, una manna con un bilancio devastato da 3 anni di guerra. Eppure a Kiev si brinda, sì, si brinda con i nostri soldi. È una delle più grandi sconfitte di Mosca, dicono a Kiev. Quando Putin prese il potere più di 25 anni fa, commenta il presidente Zelensky, il pompaggio annuale attraverso l'Ucraina verso l'Europa ammontava a oltre 130 miliardi di metri cubi. Oggi è zero. La strategia è tagliare le entrate di Mosca ai suoi legami con i partner europei. Il danno per la Russia è stimato tra i 5 e i 6,5 miliardi di dollari l'anno. Peccato che Mosca già guarda i mercati alternativi e se ne frega altamente, ma così, no, è bello carino il titolo, è Putin blocca il metano che attraversa l'Ucraina, e poi all'interno Paolo Brera quasi si scusa dicendo no, ma è Zelensky che ha deciso. Santa polenta, sono le 8:51, ci fermiamo. C'è il Qui Parlamento, signori, il nostro collegamento quotidiano con i rappresentanti della Lega e del centrodestra. Oggi c'è il Senato, se non sbaglio, ci fermiamo, ma alle 9 torniamo insieme puntuali e apriremo anche le linee allo 0292 94 7222. Qui Parlamento. Senatore Romeo, a lei la parola, senatore. Grazie Presidente. Il gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione voterà a favore di questa manovra di bilancio, perché è una manovra che ha un approccio serio e responsabile, che ha tra l'altro contribuito anche a dare quella credibilità a livello internazionale ai mercati. E questo è un punto, direi, fondamentale, il dimezzamento dello spread rispetto a 2 anni fa, come è stato ricordato bene dal ministro Giorgetti, il rating dell'Italia che è migliorato, le aste dei titoli di Stato che sono andate molto bene, sono la testimonianza che la serietà, la prudenza e la responsabilità premiano, anche perché sappiamo tutti che l'obiettivo dell'opposizione era proprio farci cadere su questo, fin dall'inizio, fare in modo che arrivasse lo spread, arrivasse il vincolo esterno, i conti sono allo sfascio e quindi il governo se ne deve andare a casa. Invece tutto ciò non è successo e ancora oggi si vede che state rosicando. Questa è una manovra
che punta ad avviare un percorso di risanamento dei conti pubblici, a rilanciare il potere d'acquisto per dipendenti, partite IVA con redditi medio-bassi, perché in un momento come questo è giusto così, supportare le famiglie, sostenere la produzione industriale. Del resto abbiamo reso strutturali gli effetti del taglio del cuneo fiscale, con l'accorpamento anche delle aliquote IRPEF, una misura che qualche anno fa era solo impensabile immaginare e quindi è sbagliato dare per scontata. Nel 2025, tra l'altro, il taglio del cuneo non sarà più una decontribuzione, ma una detrazione fiscale, riguarderà 1,3 milioni di lavoratori in più, proprio perché il taglio in busta paga è stato esteso ai redditi da 35.000 a 40.000 euro. Questi sono risultati. Non so, le critiche ci possono stare, probabilmente non tutto quello che diciamo noi è giusto, ma non tutto neanche quello che dite voi è così negativo come lo volete dipingere, anche perché il centrosinistra sulla riduzione delle tasse, sinceramente, quando è stata al governo, visto che il senatore Patuanelli parlava di queste questioni, sinceramente non ricordo dei grandi tagli così importanti che andavano proprio a beneficiare i cittadini con i redditi medio-bassi, quelli che sono maggiormente in difficoltà. Ma assistiamo con piacere anche come Lega, lo diciamo, con un pizzico di orgoglio, visto il nostro impegno, al sempre più elevato appeal che il regime forfettario ha tra le varie partite IVA. Alla fine il risultato è quello: nei primi 9 mesi dell'anno 200.000 partite IVA hanno aderito a questo strumento, perché poi una flat tax che si allarga, si estende di anno in anno, al di là di quello che si vuole raccontare, perché oltre all'attuale limite dei ricavi o dei compensi fino a 85.000 euro voluto nel corso degli anni e ottenuto dalla Lega, si aggiunge anche l'aumento della soglia a 35.000 euro di reddito a dipendenti e pensionati. Ci sono anche spazi più ampi per i margini per flat tax sulle mance ricevute da addetti impiegati nel turismo, alberghi, bar e ristoranti. Addirittura la flat tax applicata al 5% per detassare gli straordinari corrisposti agli infermieri delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, per cercare di agevolare proprio il lavoro straordinario di cui c'è una grande necessità e bisogno alla luce della mancanza dei medici per una sbagliata programmazione fatta nel corso degli anni. E proprio sul tema della sanità, a cui lo dico, colleghi, più che una questione solo di quantità, è una questione, noi lo diciamo da sempre, di qualità della spesa. Questa è la strada che bisogna percorrere per evitare degli sprechi e concentrare le risorse sulle misure che servono davvero. Comunque abbiamo investito sul Fondo Sanitario Nazionale. Come mai prima d'ora era stato fatto? Queste sono le cifre che sono state raggiunte. Ecco, diciamo che la spesa crescerà, è stato detto, più di 1,5 punti da parte del centrosinistra dopo i tagli che avete fatto, al di là delle corresponsabilità, dal 2012 al 2018. Il silenzio per voi sarebbe stato davvero d'oro su questo tema. Sostegno alla natalità, perché non possiamo ricordare che è in arrivo questa volta un pacchetto di aiuti di notevole entità, perché oltre al bonus per i nuovi nati si aggiunge anche l'assegno unico, che viene potenziato del 50% nel primo anno di vita. Addirittura si può arrivare a percepire fino a 5.000, alcune stime anche fino a 7.000 euro per le famiglie più numerose e più bisognose. Il congedo parentale all'80% anche per il terzo mese, il rafforzamento del bonus asili nido, danno la dimensione di un'inversione di rotta, voluta anche questo, l'ha ricordato ieri il ministro Giorgetti, dalla Lega, perché questo è quello che abbiamo voluto ottenere. Sulle pensioni è stato bene ricordato ieri che è stato consentito per la prima volta di utilizzare le risorse della previdenza complementare per andare anticipatamente in pensione a 64 anni, rendendo più flessibile l'uscita dal lavoro. Così come sulle imprese è stata ricordata l'Ires premiale, gli incentivi più facili per la transizione 4.0 e 5.0, il ripristino di parte dei fondi dell'automotive. Sulle criptovalute l'intervento della Lega si è fatto sentire, con un'aliquota che non sarà del 42% ma bensì del 33%, grazie al nostro intervento. Tante misure che vanno nella direzione del sostegno. Poi i conti, le difficoltà sono quelle che sono, non è facile governare, è stato ricordato,
E adesso però veniamo ai buoni propositi. Già nel mio gruppo vedo un po' di preoccupazione, figuriamoci tra quelli del governo. Sto scherzando naturalmente, volevamo solo sottolineare che c'è un tema sull'assistenza educativa per i comuni che stanno andando sempre più in sofferenza con i propri bilanci e in qualche modo lo Stato da questo punto di vista deve intervenire e trovare una soluzione di aiuto, perché sennò diventa molto complicato su questo tema. C'è la questione legata alle province, necessaria l'accelerazione per la riforma per finanziare le funzioni ed elezione diretta dei propri rappresentanti. Lo strumento del concordato, lo diciamo, è un consiglio, un suggerimento, va migliorato e reso più fruibile. Sulla norma anti, il senatore Renzi non ha tutti i torti, per usare un eufemismo. Auspichiamo una rateizzazione di lungo periodo sul pregresso che consenta a tutti quelli che si vogliono mettere in regola di poterlo fare nel modo più sostenibile possibile. In via prudenziale, anche qui lo diciamo, qualcosa sui livelli essenziali delle prestazioni bisognerà pur mettere, proprio in previsione del loro imminente calcolo. Il tutto naturalmente compensato da una prima attuazione del federalismo fiscale che è legato al PNRR, perché se vogliamo uno Stato moderno, lo diciamo, l'attuale sistema di finanza derivata deve essere superato e bisogna attribuire una maggiore autonomia di entrata e di spesa agli enti decentrati. Qui Parlamento. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Una bella scossa in questo 2 gennaio 2025. Buongiorno e buon anno da Sammy Varin, da Radio Libertà. E lucevano le stelle di Federico Pacciotti. Questo va tenuto d'occhio, anzi d'orecchio. È tenore, chitarrista, compositore platino. Se tu vai via, scritta con Morgan, ma questa versione, ragazzi, è per cominciare l'anno veramente da forza. Cercatela su YouTube. E lucevano le stelle Federico Pacciotti. Il buongiorno si sente dal Varin, ma tra pochi minuti anche dalle vostre telefonatine. Tra poco apriamo le linee allo 0292947222 per sentire le vostre voci. Intanto però un giretto veloce sul quotidiano La Stampa, che apre naturalmente con la strage di New Orleans, ma noi entriamo subito all'interno. La guerra del gas, l'Unione Europea fa scattare il piano d'emergenza, abbiamo 4 rotte alternative, quindi non c'è problema, anche se il governo è pronto ad aumentare le scorte. In bolletta ci saranno rincari fino al 30%, e tanto che problema c'è, è vero. Ancora girando le pagine però vi porto a Gaza senza ospedali e a 20 vittime nel naufragio. Si salva un bimbo siriano, ha visto morire la madre, cose che non fanno quasi più notizia neppure sui giornali di sinistra. L'intervista sul quotidiano La Stampa con Michele De Pascale. Bene Curcio dopo le tensioni con Figliuolo, un errore avere accentrato tutto a Roma. Quindi De Pascale vuole l'autonomia, il nuovo governatore presidente dell'Emilia Romagna. Avrei fatto io il commissario alla ricostruzione, escluso per ragioni politiche. Il premier mi ha chiamato e ha avanzato questa proposta, spero in una nuova fase. Il problema di questi mesi è stato nel volerla mettere sullo scontro politico. Il generale è competente, ma nella difesa a noi serve un esperto di dissesto. Fatto sta che ancora il commissario insomma, c'è Curcio scelto come commissario alla ricostruzione in Emilia Romagna, c'è De Pascale, c'è. Che succede? Beh, è arrivato Curcio e noi gli facciamo tanti auguri di buon lavoro. Pagina successiva, Massimiliano Fedriga, l'intervista. Salvini al Viminale? Va bene Piantedosi, giusto l'aumento delle spese militari. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia. Il governo non impugni la delibera della campagna pro De Luca. L'Ucraina, l'obiettivo è avere una pace giusta, fare i pacifisti a prescindere non serve a niente. L'autonomia, meglio evitare il referendum, sarebbe lacerante, ma le modifiche non devastino la legge. Quest'oggi il quotidiano, abbiamo visto La Stampa, intervista Massimiliano Fedriga. Ultimo giro, ultimo divertimento. Il quotidiano Libero vi dicevo, oltre al titolo Il capodanno islamista, scrive Cabaret Mussolini e anche all'interno spiega la scelta di fare Mussolini uomo dell'anno. Mussolini diventa un caso, la sinistra accusa Libero di nostalgia del duce, non sanno neanche leggere. Opinionisti progressisti scatenati contro la prima pagina del nostro giornale. Friedman è disgustato, Bobo Craxi chiede l'intervento delle toghe e Bottura ci manda a quel paese. Nessuno di loro ha capito l'iniziativa, è solo ossessione. Qui la prima pagina dell'altro giorno di Mussolini. 80 anni dopo la caduta del fascismo è ancora l'ossessione della sinistra. Il nuovo ritornello dei compagni, bisogna fermare la tecnodestra, l'onda nera non bastava più. Repubblica con Ezio Mauro lancia la parola magica dei progressisti per il nuovo anno, fanno finta che i loro avversari siano tutti dei ricconi, ma è il popolo ad averli mollati. Ancora sul quotidiano Libero, ricordiamo all'interno il bollettino di guerra, dai botti alle pistole, l'Italia festeggia il 2025 con il record di feriti, il più piccolo a 2 anni, ma anche la strage degli animali, decine di cani, gatti e uccelli morti di paura, ma soprattutto il capodanno islamista, spaccano tutto e ci ridono dietro. A Milano Roghi al quartiere San Siro e grida Vaffa Italia.
Italia. A Rimini l'egiziano ferisce i passanti e viene ucciso da un carabiniere ora indagato. Scontri anche in Germania, Francia e Belgio. Così sul quotidiano Libero, che ricorda anche: farsi rispettare è l'unica via per dare un futuro al paese. A proposito di gestione dei migranti, le immagini del caos degli stranieri in piazza sono solo l'ultimo esempio di come il popolo italiano non si senta più padrone a casa sua da molti anni, scrive Socci. E Capezzone: quel vaffa all'Italia non può restare impunito. In Duomo a Milano migliaia di nordafricani. È chiaro, non c'era il concerto e la festa l'hanno fatta loro. Botti illegali, cori contro il nostro paese. Questo atteggiamento non è più tollerabile. Serve reagire. Reagiamo? Apriamo le linee 0292947222. Chi vuole parlare in diretta ora lo può fare. Pronto? Buongiorno signor Semmi di Getta. Buongiorno, auguri. La Lega da quando è nata. Allora, se Vero. mi raccapezzo al signor Massimiliano Romeo. Sì, il capogruppo. Allora, cosa ha detto al congresso della Lega Massimiliano Romeo? E teniamo conto di quello che ha detto, ragazzi, sennò qua non si va più avanti. Io qui sono a combattere, mi sembra che ha detto questo, a favore della Lombardia e a favore del Nord, signor Semmi. Tutto il resto non mi interessa. Il governatore evoca anche lo spettro del fuoco amico. Quando dite che i nemici sono fuori dalla Lega, qualche nemico è anche dentro. E guardate che Forza Italia, e questo naturalmente Forza Italia, qualcuno l'ha capito, spero, Forza Italia ha già incominciato a farci le corna. E poi dirò il resto prossimamente. La saluto signor Semmi, arrivederci. Grazie, buon anno. E pure Cornuti, questa è nuova però. Forza Italia ha cominciato a farci le corna, ma non è vero, ci mancherebbe altro. Però basta dire no. Lo abbiamo detto per anni, per decenni contro la sinistra, e mica adesso anche all'interno del centrodestra diciamo no. 0292947222 in diretta. Pronto? Buon anno Sammy, Nando di Pioltello. Buon anno Nando. Ma guarda, il titolo dell'intervento potrebbe essere Toghe rosse cercasi. Magari quello che ha indagato il carabiniere di Rimini per aver sparato all'accoltellatore, no? Uno di questi magistrati di sinistra così garantisti potrebbe un po' andare a vedere la richiesta di estradizione di quel tecnico iraniano, perché qui si parla di un cittadino iraniano, un tecnico che forniva tecnologia al suo governo, né più né meno del cittadino tedesco Werner von Braun che forniva la sua competenza tecnologica al regime di Adolf Hitler. Se non è mai stato indagato Werner von Braun, non capisco che deve essere indagato questo, una roba che non regge. Il problema è il regime degli Ayatollah, bisognava andare a prendere Hitler, adesso bisogna andare a prendere gli Ayatollah. Non lo dico per la Cecilia Saia, non me ne frega di meno, ma sul piano giuridico sta roba arrivata dall'America proprio non tiene. Ciao. Grazie, i nostri editorialisti, sempre i migliori, ma poi alle 9.30 arriva il nostro direttore Sallusti e lo ascoltiamo. 0292947222. Chi vuole parlare in diretta su Radio Libertà lo può fare senza alcun filtro. Provate anche voi l'emozione. Pronto? Pronto, buongiorno Semmi, buongiorno del Veneto. Sì, questa volta bisogna che facciamo un po' di brusca e striglia alla vostra redazione sulla questione del divieto di fumo. Tu, caro Semmi, ci hai mai provato a stare vicino a un italiano, a un turco, a un pakistano che fuma uno schifo di tabacco? Ti avvolge da quello schifo. Quando c'erano le code, per esempio, nei supermercati per la questione del Covid, c'erano quelli che ti fumavano vicino all'orecchio. Le Marlboro, per esempio, ti fanno venire mal di testa. E allora perché condannate questo provvedimento? Quelli che vogliono fumare si mettano in una gabbia da soli e se ne vadano a fumare per conto loro. Quindi su questo punto dovete fare un grande mea culpa, caro Semmi.
Buon lavoro, ciao. Grazie carissimo, personalmente sono d'accordo con te sul fumo che fa male e che veramente puzza. Noi poi abbiamo vissuto per anni a contatto con un certo Umberto Bossi che fumava addirittura nello studio di trasmissione. Devo dirti però il fumo del sigaro mi piaceva. Tu dici, perché era Bossi, altro che sacro Bossi. Oh, il fumo del... No, ma no, mica solo del sigaro di Bossi, anche in generale. Fumo del sigaro non so perché, c'è un po' un problema di naso, non lo so, però no, io faccio la polemica che qui a Milano dicono che così si riduce l'inquinamento, capito? L'inquinamento dovuto alle sigarette, punto di domanda. Però hanno fermato anche, non ci sono stati scoppi di fuochi artificiali, neanche uno a Milano, e anche quelli comunque inquinano. 0292947222 in diretta, chi vuole parlare? Pronto? Ciao Sammy, sono io. Buongiorno e buon anno. Buon anno anche a te e a tutti gli ascoltatori. Speriamo che sia davvero un buon anno di cambiamenti di tante cose che non vanno. Ma sì. Grazie per lo spazio che mi avete dato. Ciao. Se ne va di già. Grazie, arrivederci. 0292947222. Oh, grazie degli auguri. Io contraccambio, ma se avete qualcosina, dovete essere affilati comunque. 0292947222. Pronto? Linea caduta? Allora datevi da fare. In questo momento il primo che chiama la becca la linea. Il mio augurio per il nuovo anno rivolto a tutti noi italiani è una nuova consapevolezza, un patto di sangue, di appartenenza a un territorio. Noi andavamo sul Po con l'Alambico, eccetera, mica di sangue, a un territorio, a un fine comune di reciproco aiuto e soccorso. Va tolto di mezzo tutto ciò che rappresenta caos, disordine e distruzione sociale. E non dico altro, ci siamo capiti benissimo. Un caro saluto Gianluca. Gianluca propone un patto di sangue. Ma sono necessariamente obbligatori gli atti dovuti che rovinano la carriera e la vita ai carabinieri che fanno il loro lavoro e dovere? Scrive Marco da Milano. E tu ti immagini se non arrivava subito la notizia che quel carabiniere che ha sparato al povero egiziano che accoltellava i passanti a caso, e se non gli arrivava subito, che cavolo di casino sarebbe accaduto? Atto dovuto naturalmente, e intanto si deve pagare l'avvocato, quel carabiniere. Pronto? Ciao Sammy, buongiorno, buon anno. Scusami, sono Antonella, non volevo intervenire, ma dopo un intervento talmente razzista, talmente di quel signore di prima, allora io dico, sai che io vado vicino a delle persone che puzzano di sudore in una maniera pazzesca, fra cui magari anche il signore che ha telefonato prima, no? Allora facciamo così, chiudiamo tutti quelli che puzzano di sudore in una gabbia, ok? E li mandiamo a puzzare di sudore lontano dagli altri che magari si lavano. Ma non capite che così questo Stato, questa società del controllo vuole insegnare come a dei bambini stupidi, no? Come a degli amebi, degli ignoranti, delle persone, vuole insegnare a come vivere. Ma posso io decidere sulla mia persona? Poi queste persone che vogliono questo controllo sono quelli che odiano gli islamici, no? Ma loro sono peggio degli islamici, perché gli islamici per religione non possono fumare, non possono bere, non possono trombare, non possono fare nulla. Allora, noi è la società del controllo che vogliamo, o vogliamo una società di persone intelligenti e responsabili, persone che possono decidere in autonomia cosa fare sul proprio corpo? Poi non lamentiamoci se questi ci impongono 4 dosi di veleno, 5 dosi di veleno, o se domani mattina per il quieto vivere ci dicono andate tutti con una gamba sola per 2 ore al giorno perché così si risparmia CO2. Allora ragazzi, o ci mettiamo nella testa che siamo degli adulti responsabili, o se no a furia di divieti, e questo viene anche per i divieti che sono stati fatti in questi giorni, creiamo la società del controllo, ok? Controllati dalle telecamere, dai robot, non il cittadino come una persona suddito, ignorante.
io non mi sento tale, per cui voglio dire a quel signore, togliti dai coglioni perché puzzi. Vabbè, non offendiamo il primo dell'anno, il secondo dell'anno, ci mancherebbe altro. Puzziamo un po' tutti quanti, però la puzza non inquina. 0292947222. I complottisti sono sempre all'ascolto e li salutiamo, li amiamo caramente, ma come dico sempre io, la verità sta nel mezzo e se non si rispettano le regole, ognuno fa il cazzo che gli pare e guida drogato e gioca col cellulare andando di qua di là, li vedete in macchina quelli che fanno così, e io la patente gliela tolgo e non dite che c'è il controllo e che qui che là, io la patente gliela tolgo. 0292947222. Lo spinello ve lo fate, ma state in casa e non rompete i coglioni agli altri. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Quella, auguri Marco. Anche a te. Ciò di cui parlava Antonella è lo stato etico e di questo se ne parla da moltissimi anni, ma non è qui che voglio andare. Allora, adesso noi abbiamo messo dei divieti stringenti, molto più stringenti, non le norme sono rimaste le stesse, però come hai detto te si sono acuite, diciamo, le punizioni per chi beve qualcosa, per chi guida usando il cellulare. Quelli secondo me sono i più pericolosi di tutti, perché li vedi zigzagare, fanno paura, non si fermano quasi neanche ai semafori, eccetera. Allora, quello che però mi preoccupa, Sammy, è che i tutori dell'ordine sono i meno tutelati di tutti. E torniamo al discorso del poliziotto, del carabiniere che ha sparato e ha ammazzato l'egiziano nel Riminese. Quel povero Cristo, Ciocchi, cioè il carabiniere, ora finisce nei guai, perché devono naturalmente fare le indagini e tutto il resto. Io ne parlavo qualche giorno fa con un mio caro amico e mi diceva: Marco, io vado al poligono, eccetera, eccetera, però ti rendi conto che i poliziotti non possono svolgere il loro lavoro? Cioè, se io fossi un poliziotto sarei terrorizzato, perché anche se intervengo per salvare una persona e per mia disgrazia faccio del male al malvivente, al criminale, o addirittura lo ammazzo, quello che finisce nei guai con la legge sono io. E la legge tutela più il criminale che il tutore dell'ordine. Dovrebbe essere il contrario. Invece in questo paese è così. Io non vorrei, ed è qui che dovrebbe intervenire la politica per cambiare le normative, cioè dare veramente una tutela al poliziotto, non che fa il gradasso per strada, ma che fa il suo dovere e salva e protegge la vita dei cittadini onesti che vengono aggrediti dai criminali. Qui io non vorrei, Sammy, che ci si fosse già arresi all'Islam, agli stranieri che fanno i gradassi per strada, perché allora si colpisce chi va in macchina con un bicchiere di vino e non si va a prendere gli spacciatori che tutti i giorni, a tutte le ore del giorno e della notte, spacciano. E se gli fai del male rischi di finire tu come carabiniere, come poliziotto, come forza dell'ordine nei guai con la legge. Tu mi dirai, e poi chiudo, sì, ma i carabinieri le operazioni le fanno e poi è la magistratura che rimette in libertà questi qua. Intanto cominciamo a tutelare il lavoro delle forze dell'ordine, intanto, e poi piano piano si sistemerà la magistratura. Ma questo per il momento, e nonostante siamo al governo da 2 anni, se non vado errato, neanche noi del centrodestra lo abbiamo fatto, mi sembra. Ciao a tutti e grazie. Grazie caro, auguri. Maranza milanesi contro la polizia, e questo ve lo faccio vedere dal quotidiano La Verità. A San Silvestro immigrati di seconda generazione invadono Piazza Duomo e si filmano mentre insultano l'Italia e le forze dell'ordine. A Napoli bambini con pistole in mano. Fatto sta che se la polizia e i carabinieri intervenivano li dovevano arrestare tutti l'altra sera in Piazza Duomo, perché c'erano soltanto loro, i Maranza milanesi, che è un titolo scherzoso perché di milanese non hanno assolutamente nulla, sono i figli del barcone. E vi ripropongo un audio che gira grazie a Silvia Sardone che l'ha messo sui suoi social. Sentite cosa raccontano i Maranza milanesi. Aspetta, ve lo passo. Eccolo qua.
Vaffanculo Italia, vaffanculo Italia. Vaffanculo se la pensi, Madonna, polizia di merda. Vaffanculo Italia, vaffanculo polizia. Vedete, sono solo loro in Piazza Duomo, grazie al sindaco Sala con l'H finale che non ha voluto fare nessun concerto, e che ci mandano a fanculo. Noi italiani, noi Italia che ha dato loro una casa, probabilmente un lavoro, ma non quello che vogliono loro. Certo, questi vogliono fare i trapper. 0292947222. Tu pensa se davvero temperavano a ciò che ha detto il Viminale, che quindi andavano allontanate queste persone. Veniva fuori la guerra civile. Pronto? Pronto, Giuseppe da Torino. Ciao Giuseppe, auguri. Allora, dunque, all'ultimo dell'anno qui il concerto di Torino in Piazza Castello, e dunque c'erano più di 20 band che suonavano con le tre, di quelle che sai. Di queste 20 band che sono andati in onda sugli schermi, maxi schermi, c'erano tantissime band LGBTQA, gay, trans, non so. A me mi sembra una roba incredibile, io non so. Le band trans, ma sai, è la moda, se non sei un po' trans. Santa Polenta, un saluto alle band trans, applaudite chiaramente, quando sei lì applaudi tutti. 0292947222. Dai, abbiamo ancora una manciata di minuti, il più veloce entra in onda. Pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao Sammy. Volevo dire, la signora Antonella esagera un po', però, perché insomma il fumo da fastidio fa anche male, no? Io per esempio ho quasi 60 anni che non fumo, non metto più una sigaretta in bocca, fumavo qualcuno in gioventù. Comunque volevo parlare della droga a proposito, no? dei provvedimenti, no? del governo. Ecco, io alla droga, quelli che si drogano, la prima volta che li fermano, no? che li fermano e che li trovano drogati, gli dici, gli fanno un monito, se ti droghi ancora ti tiriamo via la patente, non dico per sempre, per 2, 3 mesi, 5 mesi. Se ti becchiamo ancora te la togliamo del tutto, perché i mezzi pubblici ci sono per tutti, anche per loro. Non devono mettersi alla guida mettendo a rischio la vita degli altri, no? Idem per quelli che sono ubriachi, no? Lo stesso provvedimento. Poi una cosa a cui ci tengo, quelli che sono spacciatori di droga, no? Sai cosa farei io? Li metterei in galera, però non in ristrettezza, li farei star bene, però tutti i giorni una dose di quella che loro vendono agli altri, ai nostri giorni, no? Tutti i giorni, per vedere qualcosa, che effetto fa la droga, e basta. E dici basta, signori, siete voi i nostri editorialisti, noi vi ascoltiamo e poi, come è bello che accada, poi ognuno la pensa in modo differente e la verità sta lì nel mezzo. L'ultima chiamata al volo, 0292947222. Pronto? Pronto, ciao Sammy, sono Rosanna. Rosanna, auguri. Anche a te, caro. Grazie. Senti un attimo, a proposito delle armi, visto che non possono utilizzarle, cosa gliele danno a fare? Gli diano i fucili ad acqua, quelli col gommino rosso, però non gli diano le armi che sparano. Se non possono utilizzarle, che cazzo gliele danno a fare? Ciao. Grazie. Patrizia mi scrive giustamente: buon anno a tutti, bisognerebbe intervenire sul rischio che antidolorifici vari vengano rilevati come droghe, perché le persone con difficoltà fisiche e non mentali in assenza di servizi hanno anche più necessità dell'auto di quelle fisicamente efficienti. Sì, Patrizia, anche questo chiaramente, come la storia dello spinello fumato una settimana prima, va controllato. È chiaro che se ti prendi un antidolorifico o qualche medicinale che risulta doping e quindi magari risulta come droga, e glielo devi spiegare al carabiniere, quello ti dice sì, ma intanto ti tolgo la patente. È davvero così? Punto di domanda. E questo va assolutamente chiarito. Poi vero anche che molti di voi che si fanno lo spinello hanno rotto le scatole a Matteo Salvini ieri nella diretta dicendo: e allora anche voi parlamentari fate il test antidroga, ci stai Salvini? E Salvini ha risposto sì.
anche domani mattina. E questo è un bel argomento da rimettere sul tavolo. Ci hanno provato negli anni passati, radicali, non radicali, questo, quest'altro, eccetera, e proibizionismo, antiproibizionismo, e molti hanno detto, beh, facciamo il test del capello, per chi ancora ce li ha, e chi non ce li ha, i peli, no? Ai parlamentari. Non si è mai capito come è andata a finire questa cosa. Che facciamo? Lo rifacciamo un bel test antidroga ai parlamentari? Punto di domanda? Ne parleremo nelle prossime puntate. Per il momento Sammy Varin qui si ferma, ma ritorno alle ore 11 leggendo i messaggi, tantissimi, e vi ringrazio, che sono arrivati finora al 340 67 09 659. Poi oggi è giovedì, alle 11:30 tornerà anche la Lega Liguria. Grazie per il gentile ascolto, grazie ad Andrea and Company in regia, ci ritroviamo alle 11. Avete ascoltato la rassegna stampa. Stai ascoltando